Crocetta, ascoltaci, ti prego, non dipende solo da te. Tu hai, governatore, hai delle competenze sulla cantierabilità dei lavori MUOS, però tu sai, e noi pure, che il MUOS è stato deciso di farlo qua per un accordo bilaterale del 1954 che include gli Stati Uniti d'America e il governo italiano. Traduco, gli americani possono fare base in Italia dove vogliono e certe scelte non passano nemmeno dal Consiglio dei Ministri italiani e delle Camere del Parlamento. Stavano facendo in grande silenzio questo scempio senza che nessuno lo sapeva. È stato soltanto il movimento di base, i comitati, gli attivisti MUOS che hanno incontrato, fatto pressioni, informazioni, si sono messi insieme chi era d'accordo, si sono scontrati e hanno creato quello che state vedendo. Quindi grazie a tutti, ora e sempre no MUOS, smontiamo e spegniamo queste 46 antenne. Grazie a tutti, grazie, grazie.